Buongiorno a tutti e benvenuti a Cotto e Pisciato. Sei nata vi presento a Caponata. Buonasera, io sono a Caponata. Ingredienti per 4 cristiane. Ruminciane, ricchette grosse. Oh, ma quanto pesa? 400 grammi. Oh, lasciami stare, sogno 600 grammi. Che dice? Mi scrive la palestra? Amico, tu dire melenzana tunisina? No, diceva che de non sane. Tu non vuoi me nella ricetta? Ma io posso lavare tu vetro? Ondaio pecciole. 150 grammi di accia. Piacere, io sono Sedano, ma gli amici mi chiamano Accia. 100 grammi di olive verde snocciolate. Sei nata svacantavo. Il cavo puro l'osso. 500 grammi di pomodoro per fare la salsa. Non solo faccio la salsa, ma saccio fare tutti i balli del gruppo. 25 grammi di capperi di pantelleria. Sogno stanco, 24 ore per aspettare il traghetto. 200 ml di acito di vino bianco. Lasciami stare, sei nata. Cazzai la testa sbandata. 10 grammi di zucchero. Per provare nuove sensazioni e poi trovarmi pure dentro i cannoli. 4 cipolle rosse. Ma parla per te, che l'altra volta ci rompiccia la valanza la fai in macea. 20 foglie di basilico. Belandi, ti faccio vedere come si fa il pesto alla genovese. Se vede non te la faccio casera la zesa. Cucciato, pure stavolta. Olio d'oliva extravergine, quanto basta. Sogna così extravergine che mi stanno facendo santo. Sale marino, quanto basta. Quest'estate a mare non la posso fare, devo cucinare senza gli ombrelloni oniviri che Dopo aver lavato i melenciane sotto l'acqua, tagliatela a cubette Te taglio tutto per conto. e fatela riposare dentro la paisa con una manciata di sale, in modo di fare ciccare liquido e per pigliare sapore. Nel frattempo, monnate i cipolle, tagliatela a pizzodicchia. Vieni qua, che te feddoleo. Appena metto l'occhio, te faccio piangere e fatele inganciare con l'olio d'olive e anticchiare acqua per farle sbollentare, senza però farle squadrare o bugliere. Lavato pomodoro e iccatelo non tienendo con mezzo litro d'acqua per darci una mezza cottonata. E in seguito fatelo raffreddare per levarci scoccia e semenza. Alla fine tagliatelo a cubette. A questo punto fate cuocere il pomodoro con una butanticchia d'acqua, sale e basilico, fino a quando non diventa bello rossetto. Scolate i melinciane prima e ghiccateli dentro una parietta con l'olio abbondante bello cavolo e nanticchia sale. Una volta fiote fate scolare i melinciani in un foglio di carta assorbente originale. Intorno a una paredozza lanciate accia e cipolla e iccateci insieme l'oliva e capperi precedentemente dissalati, allungando il tutto con l'aceto. Dopo 5 minuti, hai sodato e scolate tutte cose. Lasciando anticchiare a parte. Pigliate salsa di prima e dentro un tianetto aggiungete più zucchero e l'aceto scolato. Stanno ancora però che lo zucchero si squaglia tutto. Aggiungete oliva e capperi e fate cuocere. Dopo 5 minuti arrivano finalmente al momento di melenciane. Fatele tuffare in un tianetto con succo insieme a tutte le altre cose e hai sodato fuoco dopo qualche minuto. Fate raffreddare per una paia di ore dentro una bella soppiera in modo tale da gustare successivamente il piatto bello freddo. Buono, soprattutto nasciate. Rosa, che hai cucinato questa estate? Caponata di melenciane. Che bello fresco il suo piatto! In quest'ultimo caso, accompagnare con una bella birra bionda attorronata, possibilmente una lager da 5 gradi che è cala cala. Rosa, ce n'è birra no frigorifero? Forse una. Ricordatevi, comprate solo birra Foyce. E come si dice in questi casi, cotto e pisciato.